I cavalli stanno iniziando a rimettersi sul percorso. Vi ricordo che abbiamo la giuria in pista e inoltre abbiamo i medici di pista per ogni evenienza che ringraziamo per la loro presenza, più le ambulanze, la LASA che è qui con noi, un'altra ambulanza, che ringraziamo. Ecco che stanno arrivando i cavalli, lascio la parola a Serafino nuovamente. Credo che meritino un bel applauso per i personaggi prima di iniziare. La prima famiglia è la famiglia di Norbello, composta da Angioni Francesco, Mele Paolo e Scarpa Andrea, quindi un bel applauso anche per loro. Seconda famiglia composta da Gualdo Cristoforo, Gualdo Giovanni e Malocco Riccardo. La terza pariglia di Castiadas, composta da Alba Mattia, Largi Moreno e Zucca Valentino. Terza pariglia di Nora Lume, Meloni Salvatore, Spada Antonello e Spada Gianni. Pariglia di Ollastra, composta da Mancadavo, Mocci Samuel e Tolu Luca. Pariglia di Assemini, Piano Francesco, Piano Luciano, Secci Mario. Pariglia di Fogni 2, Cianciotto Andrea, Cianciotto Giovanni e Mulas Giovanni. Pariglia di Norbello 2, Lidia Marco, Tortu Daniele e Sola Pietro. Risalendo sul percorso, quindi ricordiamo che ci sarà un passaggio di prova che non verrà valutato e poi altri 4 passaggi che saranno sottoposti a valutazione. Abbiamo qui un componente del comitato che diciamo che la mia. Quanto è impegnativo preparare una festa come questa che dura qualche 15 di giorni? Quanto siete facendo a portarla avanti e poi realizzare anche le famiglie quanto 50 anni che stanno facendo? Ecco Norbello che è partito, Norbello 1.
di Frosinone Con la seconda pariglia, Fonni 1 che si mette sul percorso. La pariglia è composta da Gualdo Cristoforo, Gualdo Giovanni e Malocco Collargiu Moreno e Zucca Valentino. Ecco che sono pronti, sono partiti, quindi Castialas, Quelli allarmanti. Vittorio Antonio, spara Antonello e spara Gianni. Ollastra con Manca Davide, Boci Samuel e Tolu Luca. Sono partiti, eccoli che arrivano. Questa pariglia è composta da Piano Francesco, Piano Luciano e Secci Mario. Ancora abbastanza. Non danno. Non ce non stanno la La pariglia è composta da Ilia Marco, Porco Daniele e Tola Pietro. Ricordiamo che questi passaggi non saranno. Per loro sentire gli applausi è un senso di ringraziamento e li incoraggia a fare sempre meglio, fare sempre di più. Dino, tu sei qualche Dimmi. annetto che lo stai seguendo. 52 anni. Allora, io comunque nei vari anni che l'ho seguita ho visto che ci sono state comunque delle modifiche, dei miglioramenti anche alla pista e delle cose che diciamo hanno dato valore. Sì, tantissimo. Infatti vediamo che la pista è quasi perfetta e quindi rendiamo onore agli organizzatori e ai ragazzi che hanno lavorato per prepararla. Un bel applauso se Ci vuole perché hanno lavorato questi giorni veramente per rendere la pista agibile, senza polvere, quindi veramente più. Dai, coraggio. Come manca? Iniziare, poi arriva Soso. Quindi ti dicevo Serafino che sono 52 anni, abbiamo interrotto solo gli anni del Covid, i 2 anni del Covid perché non ci hanno permesso di correre e poi non è il caso perché il problema era grosso, ma dal 1971 non si è mai interrotta, abbiamo fatto 52 esibizioni, quindi una corsa ormai che la sanno tutti che è l'ultima domenica di agosto, quindi la data è fissa, non cambia mai, quindi aspettiamo sempre l'ultima
domenica di agosto. Non cambierà mai. Già che ho nominato 1971, mi preme ricordare un carissimo amico che stavo cercando di ricordare l'anno scorso, poco prima del temporale. Il temporale mi ha interrotto e non ho potuto continuare. Ricordo che come iniziamo nel 71, iniziamo grazie a un mio carissimo amico che si è prodigato perché i cavalli arrivassero a Sant'Agostino. Questo amico è stato sempre vicino a noi, era sempre vicino a me qui sul palco, è stato sempre presente, una persona squisita, un amico veramente amico, si può dire così. Questa persona molti di voi la conoscevano anzi meglio, purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato. Sto parlando di Efisio Licheri, una cosa che mi preme moltissimo, perché Efisio è stato sempre vicino a noi. Questo mi premeva farlo e quindi torniamo alle corse e lasciamo un pochettino. Sì, sono pronti per partire, quindi la prima pariglia di Norbello 1. Eccoli pronti. Ecco la pariglia di Norbello 1, proposta da Angeli Francesco. La seconda pariglia, Fogni 1. Aspettiamo Fogni 1. Qualbo Cristoforo, Qualbo Giovanni e Malocco Riccardo. Fogni 1. Prima prova. Ancora non sono pronti, aspettiamo qualche attimo. Ecco Fogni 1, sono partiti. La prossima pariglia che si dovrà esibire è la pariglia di Castiadas. Prima no. Non adesso. Saranno nuove. Che si sta mettendo sul percorso. La pariglia è composta da Alba Mattia, Ollargiu Moreno e Zucca Valentino. Ma prima dopo. Adesso aspettiamo la quarta pariglia, Nora Ogume con Meloni Salvatore Antonio, Spada Antonello e Spada Gianni. Tra un passaggio e l'altro si attende un attimino per fare le cavalli di prendere le giuste annotazioni. Un po' di tempo ci vuole, quindi lo vanno
cavalli da predisporre per la corsa e quindi aspettiamo un momentino. La pariglia è composta da Meloni. La pariglia numero 6 è la pariglia di Assemini. Visto? E qui il castiano, che Invitiamo a entrare sul percorso, siamo già pronti. La pariglia è composta da Piano Francesco, Piano Luciano e Secimario. E adesso passiamo a Forni 2. Forni 2 con Ciacciotto Andrea, Ciacciotto Giovanni e Muras Giovanni. Due, Cianciotto Andrea, Cianciotto Giovanni e Muras Giovanni. Eseguito per questo primo passaggio di prova in valutazione dalla pariglia di Norbello 2. Quindi la pariglia di Norbello 2, Milia Marco, Porco Daniele e Sala Pietro. L'impianto idrico lungo con tutta la pista e la pista è migliorata moltissimo. Ricordo che i primi 3 anni abbiamo corso in un chiuso, perché la cosa era improvvisata, abbiamo corso in un qui vicino di via Giovanni Piu, un chiuso parallelo alla strada provinciale, e lì ci abbiamo corso per 3 anni. Il quarto anno, è vero, io presente, abbiamo corso su via Piano, hanno corso perché io non corro, su questa pista, per la prima volta nel 1994. Quindi i ragazzi stanno rientrando, come sempre l'applauso si vuole, iniziate a ricorrere sono stati bravissimi tutti, dal primo all'ultimo sono stati veramente bravi, l'applauso per la comunità. Dobbiamo ringraziarli a dovere. Salutiamo tutti i cavalieri con un bell'applauso, se lo meritano. Però vedo troppo macchina che ha fatto, no? Dai, facciamo lo sforzo, diamogli il benvenuto. Non bastano solo quelli del palco, anche il pubblico che dietro le transenne dovrebbe applaudire. Ricordiamo anche, Dino, tutte quelle associazioni che collaborano con la leva per riuscire a portare avanti questa festa. L'Agro che si occupa di alcune sagre, le varie associazioni che contribuiscono comunque a realizzare i vari eventi, e questo è importante perché se non c'è collaborazione nel paese non si riesce mai a realizzare qualcosa di positivo. Sì, c'è tutto il lavoro di preparazione,
trovare le pariglie, quindi c'è bisogno dell'apporto di molte associazioni, quindi tutte quanti, nessuna si tira indietro, ma io dico il super lavoro è dei ragazzi che seguono questa corsa, i ragazzi che si sacrificano per portare le transenne da altri paesi e consegnarle, portare il fieno, preparare la pista, quindi hanno un grosso lavoro, quindi anche se c'è l'apporto del comune, della Proloco, di diverse associazioni, però io dico grazie veramente ai ragazzi che si interessano della pista e di trovare le pariglie di venire a